Vieni a Matera, è ovvio che salverai questo video per sapere dove mangiare la miglior cucina tipica. Parliamo del primo ristorante nato fra i sassi di Matera circa 35 anni fa e che sorge in questa location a dir poco stupenda. E c'è anche questa suggestiva terrazza panoramica. Ho scelto il menù degustazione ed ho iniziato da una serie di antipasti della tradizione. Uno più buono dell'altro e non può mancare un assaggio dei peperoni cruschi. A seguire le orecchiette con pomodorino fresco, salsiccia pezzente e funghi cardoncelli. Capocollo cotto a bassa temperatura e laccato al miele con scarola, una carne che si scioglieva. Poi un fuorimenù, il raviolo liquido con pecorino di moliterno e tartufo. E anche un secondo extra, le ribs con fondo bruno, con la carne che solo a guardarla si staccava dall'osso, una cosa pazzesca. Si chiude con la mousse di ricotta, cioccolato e fichi su biscotto croccante. Da Austin Matera il menù degustazione costa 38 euro. Il locale è anche pizzeria, nominata tra le eccellenti della Basilicata. Austin da non perdere a Matera. Buonasera amiche e amici di Officina Mediterranea, benvenuti alla puntata numero 129 del nostro format Alma Culturas dedicato appunto ai libri e ai romanzi. Oggi abbiamo qui con noi un ospite speciale, un mio concittadino Enzo D'Andrea, che ringrazio di essere qui a presentare il suo ultimo libro. Ciao Enzo. Ciao, grazie a te, grazie a voi. Allora, oggi parleremo del tuo libro La verità di Girolamo Venneri. Ecco, qui vediamo la copertina. E allora, senza indugiare oltre, io lancerei la nostra sigla, così entriamo nel vivo della nostra chiacchierata. A tra poco. Buonasera amici, rieccoci qui dopo la nostra sigla. Saluto tutti coloro che si sono appena collegati, chi lo faranno a breve e chi guarderà la puntata in differita. Come ho detto in anteprima, oggi abbiamo qui con noi un nostro caro amico di Officina Mediterranea, Enzo D'Andrea, che ci presenterà il suo ultimo romanzo, Le verità di Girolamo Venneri, che ho qui con me, che ho acquistato con piacere. Devo dire la verità, è stata davvero una bella storia, una bella scoperta. Ma dopo tutto io ti conosco la tua pena perché ho già letto altro, quindi i miei complimenti. Oltretutto questo romanzo ha vinto il primo premio, giusto come primo classificato della sezione narrativa, leggo, primo premio letterario nazionale in libreria, La città dei Sassi, 7ª edizione. Non so Enzo, vuoi che faccio io un'introduzione alla trama del libro o ce la vuoi raccontare tu? Ah, vabbè, fai tu, dai, mi piace ascoltare gli altri. Ok. No, perché a volte ho dei voti di memoria, quindi Va bene. potrei... Allora, questo romanzo è molto interessante, è ambientato a fine degli anni 90 in un paese immaginario del sud, dove vediamo insomma come protagonista Stefano Amoruso, un ragazzo
che si sta preparando per scrivere la sua tesi di dottorato sulla seconda guerra mondiale. Il suo professore è molto esigente, quindi gli chiede delle fonti che non siano facilmente reperibili da soliti libri bellici, ma che abbiano una connessione con esperienze vissute in prima persona sul fronte. E così Stefano si rende conto di avere a sua disposizione una fonte preziosissima, ovvero suo nonno Girolamo. Suo nonno è un uomo che in merito al discorso della guerra è molto chiuso, non riesce a parlarne. Molto probabilmente non ne ha parlato nemmeno tanto poi con la moglie. Però il nipote, immergendolo in questa sua vicenda, riesce a coinvolgere il nonno, che all'inizio sarà un po' reticente di fronte a questa proposta del nipote, ma poi piano piano si racconterà. E verranno fuori delle informazioni davvero toccanti in merito a tutto ciò che accadeva sul fronte e una verità che suo nipote Stefano non poteva immaginare e che lascerà anche il lettore senza parole. Insomma, una storia molto, molto forte la tua, dove vede comunque a confronto un nipote e un nonno, due generazioni. Qual è stata la prima scintilla che ti ha portato a ideare questa storia? Non lo so, una frase, un'immagine oppure una persona a te cara? Come è nata questa storia? Allora, questa storia è nata tanti anni fa, o meglio, non come la si può leggere oggi. L'idea è partita da un fatto vero, da una fotografia che ebbi modo di vedere durante una mostra. Adesso non ricordo nemmeno perfettamente quale fosse, perché insomma, sono passati tanti anni. E questa fotografia mi colpì così tanto. Il contesto storico era quello nel quale è ambientata parte della storia. E mi colpì questa foto così tanto che rimase sempre in sottofondo per tanti anni. Poi quando ho cominciato un po' a destreggiarmi con la scrittura, diciamo, superando quella magari del diario scritto così, insomma, ho avuto sempre questo desiderio di portare sul computer, adesso si usa il computer, quindi sì, e questa storia di cercare di creare una storia da questo, perché poi si inventa anche tutta la trama, viene da sé. E quindi praticamente questo è rimasto così, però è rimasta comunque a decantare, nonostante avessi questo desiderio, è rimasta a decantare tanto, sono venuti fuori altri romanzi, altre storie, di cui dicevi poi tu qualcuna hai avuto modo di leggere, altri sono inediti ancora oggi. E quindi questa storia è rimasta sempre così, insomma, veniva sempre sorpassata da quelle che nascevano dopo. A un certo punto poi ho detto basta, volevo portarla effettivamente, era un peccato, anche se, devo dire la verità, non avevo la minima idea di come proseguire. L'unico inizio era proprio questa immagine, questo ricordo. E allora, insomma, ho forzato un po' l'inizio, ben sapendo che ci avrei lavorato molto più in là, però è così che bisogna, cioè, ogni tanto bisogna pure avventurarsi e poi magari c'è tempo per correggere, anche perché poi è necessario correggersi nel romanzo. Io colgo l'occasione per farti i complimenti e in bocca al lupo per il tuo libro che presenterai anche a Brera da Vigliano. Grazie, viva il lupo. E quindi diciamo, è un pochino meno, deve essere un po' più ragionata rispetto all'impatto dell'istante, della poesia, dell'emozione buttata lì, ovviamente genuina, però diciamo che può godere di alcuni vantaggi, perché tu hai il tuo gesto emotivo dell'istante, quindi lo fai in quel momento, nessuno può andare a sindacare, ecco, ti voglio dire, quella invece sull'altro fronte è un pochino più complesso. Quindi già sapevo che avrei lavorato comunque successivamente sul romanzo, però dovevo buttarla via questa storia. Poi non è stata nemmeno tanto buttata via, perché tanto è vero che mi ha consentito anche di vincere un premio tanto inatteso. E quindi là, insomma, mi ha dato anche questo impulso a credere che fosse il tempo di attesa ne è valsa la pena, praticamente. Insomma, questa è la di questo inizio di romanzo. Poi tutto il resto è stato un succedersi di idee, di emozioni che si sono sovrapposte nel tempo, e quindi poi è subentrata anche la ricerca storica, comunque un bel po' di documentazione da fare. Allora,
Infatti la storia è molto, molto corposa di dettagli, soprattutto inerenti al periodo bellico, come dicevo, inerenti alla seconda guerra mondiale. E quindi è sorprendente sapere che appunto questo inizio nasce davvero da una foto che tu hai visto, perché infatti tutto parte da questa foto così particolare che Stefano si trova di fronte in una mostra e poi capisce che effettivamente appartiene al nonno, e quindi da lì nascono davvero tante curiosità da parte di Stefano. Stefano appunto è un ragazzo che si trova a scrivere questa tesi di dottorato, e abbiamo da una parte quindi la nuova generazione e dall'altra parte abbiamo Girolamo. Quale dei due personaggi è stato più difficile da descrivere e quale ti ha emozionato e coinvolto un po' di più durante il corso della storia? Beh, senza dubbio il nonno, perché ovviamente fa parte di una fascia di età a cui credo di avvicinarmi di più in questo momento, però Immagino. diciamo che era l'equilibrio tra le due facce che aveva del nonno, cioè la faccia burbera, quella insomma difficile anche da accettare, anche da qualcuno che lo conosceva bene, perché aveva degli atteggiamenti come personaggio che possono essere facilmente fraintesi, e poi c'era anche il lato che doveva emergere, il lato umano, che quindi si divideva tra il bene e il male, anche nell'approccio con i parenti, con le persone conosciute. Quindi, e poi mi piaceva l'idea di trasmettere l'attaccamento verso la propria terra, verso il proprio passato, al di là del discorso della guerra. Lui dimostra molto spesso quanto sia rimasto legato a quello che ha vissuto negli anni in cui non ha combattuto, difatti. Insomma, traspare più da questo, mi permetto, da questo Certo. suo modo di essere, non tanto dai fatti narrati, perché poi i fatti narrati relativi a quel periodo non ce ne sono. Però lui fa trasparire da alcuni fatti, da alcuni comportamenti, questo grande attaccamento. Quindi diciamo il nonno è sicuramente la prova più complessa tra i due, in quanto diciamo che lo studente, gli stati d'animo, anche la persecuzione di quello che viene chiesto poi per andare avanti, è un'esperienza poi tra l'altro vissuta anche in prima persona da me stesso, quindi insomma è stato un pochino più facile immedesimarmi nel ragazzo, nel giovane. Okay. Sì. Allora come abbiamo detto già ampiamente, nella storia vengono trattati attraverso i ricordi del nonno, dei ricordi legati alla guerra, e, devo dire che, con la tua scrittura sei stato, in grado di, catapultare il lettore, almeno per me è stato così, proprio in quelle vicende, proprio a vivere, quelle emozioni che effettivamente, il nonno ha potuto vivere sul fronte. E, mi sono chiesta come hai fatto effettivamente ad essere così preciso e puntuale nella descrizione di emozioni così forti, vissute, sul fronte. Hai detto che ti sei dovuto documentare, ma hai anche avuto modo di confrontarti con persone che effettivamente hanno vissuto la guerra? Sì, perché anche se non è un fatto recente, più che altro sono un resoconto di incontri casuali avvenuti nel tempo. Quindi ho fatto tesoro di questa memoria, senza saperlo, ho fatto tesoro di questa memoria storica, di qualche racconto che c'era, magari non era per forza strettamente legato a quel luogo, ai luoghi dove si svolge Certo. parte dell'azione del romanzo, però comunque il contesto era quello, cioè l'italiano era quello, l'italiano medio, il giovane che veniva Certo. mandato in guerra a combattere una guerra che non capiva, era quello il personaggio, anche la miseria stessa che vivono in sostanza, hanno vissuto su tutti i fronti in sostanza i nostri soldati, era quella. Poi ci sono anche i racconti, quelli letti su testi comunque non strettamente documentali, ma fatti proprio di esperienze vissuti, qualcuno romanzato, perché abbiamo comunque fior di scrittori che hanno vissuto quel periodo lì. E poi c'è stata una grande documentazione che è arrivata anche a farmi spulciare tra i documenti pubblici, ma comunque di proprietà dell'esercito italiano, insomma, contesti storici, testi di testimonianze anche un po' da soppesare, perché sono di persone che sono comunque state coinvolte in quelle fasi là. Poi sono stati un po' anche
come dire, contestati da chi ha poi ricostruito la storia in seguito, ma si sa, così è la storia viene spesso rielaborata e quindi non c'è una verità unica. Un Sono tempo si diceva d'accordo, che la sì. storia la scrivono i vincitori, probabilmente è così, però adesso si sta un po' equilibrando, perché forse anche tramite i media, insomma, si riesce anche a dar voce a più persone. Insomma, Fortunatamente è questo così. Sì, sono ecco, d'accordo quindi. perché effettivamente la storia è vissuta da più persone, ognuna ha vissuto la sua esperienza, quindi non è così facile estrapolare una verità assoluta. Sì. Quanto tempo hai impiegato appunto? Allora, hai detto che è un'idea che era messa lì nel cassetto per diversi anni, ma quando poi hai deciso di prenderla in mano e di scriverla, quanto tempo ci hai impiegato nello sviluppo di tutto il romanzo? Ci sono stati anche dei momenti di pausa? Allora, non me l'aspettavo, però insomma sono riuscito a scriverlo in un tempo tutto sommato non lungo, qualche mese. Ah, I momenti di pausa sono stati necessariamente quelli legati più alla documentazione, perché poi è venuto prima l'impulso, poi c'è stata la parte documenta, perché io poi non ho un modo di procedere uniforme, non ho un progetto di scrittura, c'è l'impulso iniziale, ci può essere anche un'idea vaga, però poi anche le varie fasi documentali vengono fuori da come si sviluppa la storia, cioè, insomma, molto spesso è la storia che conduce me. E quindi quando scrivo poi cerco anche di documentarmi sull'aspetto che in quel momento mi interessa. Ovviamente in questo caso il conflitto e tutti i dati, tutta una serie di anche elementi non per forza che si possono trovare su tutti i testi più diffusi, era necessario procurarmeli, quindi anche in quella certo. direzione ho dovuto lavorare molto, però devo dirti la verità che accompagnando i due passaggi è stato anche piacevole, meno faticoso di quello che mi sarei atteso. Forse è stato proprio Vedi? perché ho aspettato molti anni per portarlo, quindi magari ho maturato anche un pochino più di esperienza nel sapermi muovere. Sono stato anche fortunato a trovare quasi subito le strade per arrivare alle informazioni che mi servivano. Quindi insomma è stata Sì. una bella esperienza anche da questo punto di vista. Sì, probabilmente vedi, andava accantonato perché poi sarebbe fiorito nel momento giusto. Tutto accade a suo tempo. Eh sì, Eh, in questa storia appunto si succede. parla. Dimmi. No, 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 solo una cosa. In generale, quando dicono che si scrive un romanzo dove bisogna lasciarlo poi un po' decantare da qualche parte e poi riprenderlo un pochino di tempo dopo, perché si Sì, lascia un po' anche superare quella fase di preparazione della scrittura, e poi si è più lucidi anche per riscrivere parti, perché magari non sono perfette. A me capita tuttora, comunque ho almeno una decina di romanzi inediti, quindi comunque cioè, ci lavoro periodicamente su ognuno, poi magari insomma, cerco un po' di fargli trovare la strada, ovviamente una strada certo. che ritengo meritino. Certo, è così. Allora, abbiamo detto che uno dei protagonisti appunto è un nonno e i nonni sono una nostra grandissima ricchezza, quella più effettivamente tangibile, che spesso magari sottovalutiamo. Infatti anche Stefano si rende conto di aver dato finalmente spazio al suo nonno e di averlo vissuto un po' più da vicino. Ma per un nonno che chiaramente ha vissuto la guerra, ci sono dei tabù, delle chiusure che lo portano, come è stato il caso di Girolamo, in una fase in una sfera di silenzio. Secondo te in questi casi il silenzio diventa più una prigione oppure una carezza, cioè per evitare forse di trasmettere la propria angoscia agli altri? Beh, è una sensazione personale, c'è chi lo fa effettivamente perché magari cerca di evitare di far conoscere, di trasmettere queste sensazioni cattive legate a un periodo della propria vita che non è stato felice, magari non per colpa sua, perché come chi è stato coinvolto nelle vicende di guerra ha avuto questo problema suo Mh. malgrado, quindi Eh, non solo che è andato a combattere, perché poi abbiamo tutti avuto modo, credo, almeno non proprio quelli giovanissimi, però qualcuno che ha avuto modo di parlare con chi ha vissuto in quel periodo, ma anche il stesso fatto di avere difficoltà per procurarsi del cibo, oppure la paura comunque che ci fossero dei bombardamenti, magari non in piccoli centri, ma quelli che hanno vissuto in città hanno avuto sempre questa
anche questa paura, c'era questa penuria di mezzi, insomma, era tutto un contesto che adesso lo vediamo in TV, in altre zone lontane, ma non fosse nemmeno troppo dal nostro paese. E quindi questo era insomma, credo che sia questo la motivazione per il silenzio. Poi magari c'è anche chi magari ha una sorta di pudore, perché quindi non pensa tanto a chi dovrebbe ascoltare, magari quanto proprio a se stessi, pudore e anche voglia di cancellare, forse, quindi tenere lontano il più possibile quello che rimane un ricordo che li ha segnati in una fase molto delicata della propria vita, quando si è appunto giovani. Per quanto uno possa dire che da giovani si sbarazza prima del meglio delle brutte emozioni, può succedere anche che ci resti segnati per tutta la vita. Certo, dipende appunto anche da quello che effettivamente si vive nella vita. Sì. Come stai notando, stanno arrivando tantissime Ho domande, visto. ma ce li ritagliamo a breve, ci ritaglieremo un piccolo spazio dove leggeremo poi le domande di chi ci ascolta. Io leggendo questo romanzo l'ho vissuto non solo come una storia raccontata, ma anche come un richiamo all'ascolto, perché comunque abbiamo una persona che si racconta e un'altra che con una certa differenza di età cerca di ascoltare e di capire. Secondo te oggi quanto siamo pronti effettivamente ad ascoltare e poi a immedesimarci in quello che ci viene raccontato del passato? Allora, questo anche è un discorso secondo me legato anche all'età. Cioè, quando siamo più giovani siamo e meno abbiamo voglia di ascoltare quello che ci viene detto, perché poi di solito una persona più grande ci appare come chi fa sempre la paternale, cioè cerca di trasmettere degli insegnamenti, ma è come se uno volesse metterti dei vincoli. Io lo sto vivendo con le mie figlie più grandi, ma è ovvio che così deve essere così, perché Le mie cucciole, fammelo dire. cioè, il giovane, il ragazzino o la ragazzina comunque sono ribelli, hanno voglia di scoprire, quindi non vogliono essere vincolati in certe direzioni, hanno voglia anche di sbagliare, magari sanno che stanno per sbagliare, ma in quel momento c'è l'impulso che le porta in quella direzione. Quando diventiamo più grandi, forse magari diamo più peso a quello che viene detto da un genitore, da un nonno, da una persona più anziana. Io ho avuto modo di valutare da genitore quello che mi veniva detto o vedevo accadere intorno a me quando ero ragazzino, ma è inevitabile che debbano accadere dopo queste cose. Quindi anche oggi non c'è un tempo che possa permettere di ascoltare meno o più, è una questione proprio legata alla vita, l'età dell'uomo e della donna. Quindi secondo te non è una cosa temporale dell'epoca, ma più che altro, diciamo il periodo l'età in cui uno ci si Sì, ritrova. perché Okay. anche se è vero che oggi diciamo, ci si è più isolati, perché ci sta più legati ai fenomeni social, quindi si è meno portati a dialogare tra di loro. Però io vedo che comunque sia crescendo anche i ragazzi poi sono più disposti ad ascoltare, poi magari decidono diversamente da quello che gli viene detto, però diciamo il racconto è sempre un qualcosa che viene visto diversamente. Non so se penso che ti sia capitato di rileggere da grande qualcosa che avevi letto, Certo. e l'avrai sicuramente vissuto in maniera Sì, la differente. percezione cambia. Cambia, e Effettivamente quindi lo credo che guardi sia con anche occhi sì. quindi cambia così anche secondo me la percezione di quello che ti viene raccontato da qualcuno più grande. La storia è molto forte, è molto intensa e credo, almeno, a me adesso in questa mia prima prova, quando si tende a scrivere in qualche modo ci si mette alla prova e ci si medesima anche in quelle storie. La verità di Girolamo Venere in qualche modo ha cambiato qualche parte di te durante la scrittura? Ti sei medesimato più volte nei personaggi? Sì, a me piace molte volte cercare di leggere dopo un po' pagine, spezzoni dei miei libri, vale per quelli pubblicati, ma anche per quelli non pubblicati ancora.
Mi piace fare il tentativo di leggere come se fosse appunto una persona esterna. È quasi impossibile, però diciamo faccio questo tentativo e devo dire che quando riesco a percepire un'emozione nel rileggere quello che cioè, mi dà la sensazione appunto di medesimarmi in quel momento, in quel personaggio. Ma più che in questa situazione mi capita quando scrivo, perché molte volte capita che si riesca a medesimarsi così tanto in un personaggio che si vola. A volte io devo smettere di scrivere perché comincia a farmi avere dolore ai gomiti, alle mani, perché molte volte effettivamente si prende, qualcuno lo chiama la scimmia, viene preso dalla scimmia della scrittura, però effettivamente succede questo. Quando vieni preso e c'è una scena particolare, un evento particolare, oppure magari anche un'emozione, perché a volte sono anche flussi di coscienza, è molto, molto facile essere preda di questa Certo. sensazione, che poi è quello che dà l'anima del Esatto. romanzo, perché se tu riesci a trasmettere questo nelle pagine vuol dire che hai fatto un buon lavoro. E tu l'hai fatto, posso Beh, garantire, perché la storia io me merita, lo oltre auguro sempre, me lo auguro sempre. è stata anche premiata, quindi a maggior ragione vuol dire che hai fatto davvero un buon lavoro. L'idea di mettere, cioè di far svolgere le vicende in questo paese immaginario del sud, come mai non hai voluto prendere come riferimento una città effettivamente esistente? Perché mi piaceva il connotato, cioè il connotato c'è, che comunque il sud, sappiamo che il sud, diciamo, è collocato all'incirca tra la Basilicata e la Puglia, diciamo, questo paese, anche nel dialetto si vede. Però mi piace, cioè, molti miei romanzi sono ambientati in piccoli centri, piccoli paesi, e allora mi sono lasciato guidare da quello che conosco meglio poi alla fin fine, perché insomma il sud, queste Certo, nostre aree, queste nostre zone le conosciamo abbastanza bene, quindi ho voluto almeno nell'ambientazione muovermi su un terreno li abbastanza conosciuto, conoscevi. anche se poi nasconde pure degli inghippi, degli ostacoli pure nella descrizione, però diciamo che è stata la cosa che è venuta proprio spontanea, Naturale. insomma, ambientarlo lì. Allora, ti faccio un'ultima domanda io, poi passiamo a leggere qualche domanda che è arrivata. Quali domande vuoi che si ponga il lettore una volta che ha chiuso il libro, Le verità di Girolamo Veneri? A me piacerebbe che andasse oltre la storia e appunto, come hai fatto, come tu hai evidenziato alcuni aspetti, si ponesse le domande su cosa possono rappresentare i due protagonisti principali, magari nella propria vita, nella vita del lettore, insomma, se ha avuto modo di riconoscersi in uno dei due, oppure se ha avuto modo anche di pensare che cosa, come mi sarei comportato io se mi fossi trovato di fronte magari una persona di una certa età, di fronte a un nipote così, e avessi qualcosa da raccontargli, magari qualcosa che vorrei tenergli nascosto, e viceversa. Cioè, mi Credo, piacerebbe sì. che si immedesimassero al di là della storia, come si sviluppa e come si conclude. Eh, Facessero questo esercizio, sarebbe una cosa, una cosa molto positiva, perché a me preme molto il lato psicologico dei personaggi. Spesso mi è stato riconosciuto di saper evidenziare molto degli aspetti, quindi insomma un lato positivo della mia scrittura. E quindi questo è anche quello che spero che accada appunto a chi legge le mie pagine. Io credo proprio di sì, quindi amici, io ve lo consiglio di leggere questo libro perché davvero è molto introspettivo, poi dà davvero tante informazioni e nozioni, quindi si impara e allo stesso tempo ci si medesima e forse, come dici tu, io me le sono poste diverse domande, quindi credo che vengano poi naturali perché quando si sviluppa molto diciamo l'aspetto caratteriale dei personaggi, vuoi o non vuoi, ti medesimi in uno di loro. Detto ciò, adesso vediamo quali sono alcune delle domande che sono arrivate. Ne sono davvero tante, quindi non credo riusciremo a vederle tutte, poi magari risponderai in un secondo tempo. Allora, Magari anche su...
Sì, sul link. Hai ambientato la storia negli anni 90, un limbo strano tra il vecchio mondo e l'esplosione del digitale. Perché proprio quel decennio? Era la timeline perfetta o ti serviva un ecosistema ancora analogico? Allora, io l'ho fatto. Allora, non volevo andare troppo in là nel tempo, anche perché mi serviva come, diciamo, anche come appiglio ad alcuni aspetti del romanzo che non svelo, però cioè, qualche meccanismo sarebbe funzionato meglio ambientato in quel periodo là. E poi, tra l'altro, coincide anche con, diciamo, anche il periodo dei miei studi universitari, quindi anche la descrizione di alcuni aspetti diciamo che è fedele a quello che insomma, ho vissuto io, quindi ho ritenuto meglio non avventurarmi in altri contesti storici, altro periodo che magari gli stessi sistemi magari funzionano diversamente oggi, sicuramente funzionano diversamente. E quindi insomma, ho voluto mantenermi anche in questo caso, come nell'ambientazione, in un terreno che non fosse troppo insidioso. Certo. Stefano Amato, che salutiamo, chiede: nel romanzo la memoria del nonno diventa una specie di asset strategico emotivo. Quanto di quel rapporto è eredità tua e quanto è pura costruzione narrativa? Beh, c'è un bel po' un bel mix, anche perché diciamo, non ho vissuto personalmente, se non l'esperienza che ha scatenato la scrittura del romanzo, diciamo che ho avuto più altro modo di parlare con, appunto, come dicevo prima, con testimoni di quell'epoca in vari periodi della mia vita e quindi ho fatto tesoro dei loro racconti, delle loro esperienze. E sicuramente poi c'è anche un bel po' di dramma che va da sé come inventivo, altrimenti non sarebbe un romanzo, sarebbe un saggio. Però diciamo che insomma ho avuto modo di mescolare un bel po' di ingredienti sperando di ottenere il risultato migliore. Allora, Silvio Tenti, hai ambientato la storia in un paese del sud in particolare, no? Abbiamo detto che è un paese Sì, è immaginario un del sud. immaginario, ma è un mix, insomma, è inquadrato comunque in una zona che avesse queste caratteristiche, insomma, siamo tra la Puglia e la Basilicata come ubicazione. La nostra cara Margherita Bonfrate dice: la qualità della scrittura si affaccia su Officina Mediterranea. Bravissimo, quindi un complimento Grazie, che ti arriva. grazie. Aldo Suriano, ciao da Amantea. La verità nel libro è sempre plurale. Tu, da manager del linguaggio, come definisci verità oggi? Oggi è ancora più difficile sapere qual è la verità perché con l'intelligenza Bravo, artificiale non sappiamo nemmeno cosa stiamo osservando, se è vero o falso, quindi insomma è diventato veramente una caccia al tesoro capire qual è la verità. vero. Forse non siamo nemmeno in grado noi di dire quando mentiamo o pensiamo veramente delle cose. È È vero, molto, sono, molto sono più complesso. d'accordo. Sì, sì, viviamo in un mondo dove effettivamente distinguere la verità dalla falsità diventa sempre più Sì, complicato. sì. Buonasera, dice Veronica Giannuzzi. Molti romanzi sulla memoria oscillano tra nostalgia e denuncia. La tua bussola interna dove puntava mentre scrivevi? Nord sentimentale o sud spietato? Questo non mi è molto chiaro, sto nord sentimentale sul spietato. Io mi fermo alla prima parte della domanda, sulla nostalgia e denuncia. Secondo me c'è più che nostalgia e in molti casi viene evidenziato quanto fu pesante, quando fu una cosa quasi diciamo assurda, ma come lo è in genere la guerra. Non solo mandare a combattere una guerra che non sentivano tanti giovani eh, che andavano pure, non sapevano nemmeno dove stavano andando ma anche il modo in cui fu preparata quell'invasione e quindi tutti gli errori che furono fatti che ricaddero immancabilmente sugli stessi che erano i protagonisti umili e che non fecero ritorno a casa oppure che pativano fame, freddo, disagi legati anche alla disorganizzazione dell'esercito italiano e quindi di chi, nonostante fosse a conoscenza di queste deficienze del proprio sistema, andavano tutti avanti perché non potevano sfigurare al fianco dell'alleato che aveva un ben altro contesto militare.
quindi vinceva ovunque, almeno in quella fase del secondo conflitto, vinceva ovunque con una disarmante facilità. Sì, infatti. Mi piace che, insomma, questa tua storia ha suscitato anche delle memorie di alcuni nostri ascoltatori che comunque raccontano anche vicende legate ai loro nonni. Prima ho visto Michele De Simone che aveva condiviso anche un suo pensiero in merito al nonno. Giacomo Tortorella invece dice: la memoria del Sud è piena di ombre e luci, quasi come una fotografia sviluppata male. Che fotografia emotiva volevi fare emergere da questo racconto? Io la cosa che cerco di far emergere sempre perché scrivo, ho scritto anche altri romanzi ambientati al sud, è la grande forza caratteriale di chi è nato in queste zone dell'Italia in cui diciamo che storicamente la vita non è molto facile, anche se non lo è comunque ovunque. Fuggendo dai luoghi comuni, perché secondo me non va fatta una distinzione, accomunare tutti in uno stesso contesto non è la cosa più intelligente da fare. Diciamo, però diciamo, di solito quello che voglio far emergere, ho voluto far emergere qui è l'immagine per esempio del contadino che non solo ha la propria dedizione verso la propria terra, visto il lavoro, ma anche l'aspetto legato anche al volersi informare. Questo è un aspetto che appunto il nonno nel libro lascia comunque intravedere, questa voglia di non essere chiamato fesso da chi ne sapeva più di lui, e quindi documentarsi, lo studiare per quello che gli era possibile, in modo da poter comunque essere in grado di parlare con chiunque. Quindi diciamo che non emerge proprio un'immagine che possa valere solo per il Sud. Ovviamente immancabilmente ho il mio bagaglio di ricordi, anche di modi di pensare, che non possono essere sicuramente quelli di chi è nato e cresciuto in altre zone d'Italia oppure all'estero, ovviamente. Però diciamo che in un certo senso le ombre e le luci appartengono un po' a tutta l'Italia, a tutto il mondo, perché ci sono dei periodi storici e delle epoche che si vogliono cancellare dalla storia. Ci sono dei periodi in cui invece dei quali si va orgogliosi, perché appunto emergono i lati positivi. Certo. Tiziana Gentile chiede: nel libro La ricerca della verità sembra quasi un audit interiore. Per te cos'è più difficile, trovare i dati o interpretarli senza autoingannarsi? Questa è una domanda che mi fa giusto lanciare un piccolo input proprio sul fatto della pluralità del titolo, perché non si parla di una sola verità, perché insomma uno ha qualcosa da raccontare, racconta la sua storia o la tace, ma comunque si tratta di una verità unica. Infatti, invece è proprio questo non voler accettare forse interiore una verità che porta a più versioni. E quindi anche nel cercare, anche davanti ai dati, a volte ci si trova dei dati che dicono questa cosa qui, abbiamo il 90% dei dati che dicono che una cosa va in un certo modo, però c'è sempre quel 10% che contesta il tutto. A me accade anche lavorativamente, perché io comunque per lavoro non mi occupo di letteratura, non mi occupo di queste cose qui, sono in un tutt'altro settore e capita spesso di imbattersi in situazioni in cui la verità sembra andare tutto in una direzione e poi c'è sempre il sassolino che va a Sì. inceppare tutto il meccanismo e devi ridiscutere tutto quello che avevi dato per scontato in precedenza. Quindi autoingannarsi è facile, ma deve essere pure onesto ammetterlo, quindi cercare la verità unica poi. Certo.
sono d'accordo. Jenny Astolfi, una buona serata da Piacenza. Hai vinto un premio importante con questo libro. In che modo il riconoscimento ha impattato il tuo mindset creativo? Ti ha dato fiducia o pressione da prestazione? No, mi ha dato più che altro una conferma, perché io cercavo conferma proprio perché avevo ripreso quest'idea forse oltre, erano 20 anni che avevo quest'idea dentro, quindi avevo questa voglia di tirare fuori la storia. E poi c'era il punto interrogativo legato alla validità della storia, perché poi alla fine, come hai detto tu nell'altra puntata, cioè una volta che hai pubblicato un testo diventa proprietà di tutti, quindi tutti quanti possono esprimere la propria opinione, possono gradire o meno quello che tu hai scritto, quindi se hai un riscontro positivo è ovvio che hai fatto un buon lavoro, quindi hai avuto un'iniezione di fiducia, altrimenti le critiche sei costretto a prenderle nel bene o nel male. Il Ecco. male, certo, e poi in quel caso ti aiuteranno a crescere, a migliorare di dove Sì. effettivamente va fatto. Allora, Rosario Dolce, il nonno è custode di segreti duri, quasi corrosivi. Secondo te, la nostra generazione è ancora capace di reggere certe verità o chiediamo continuamente versioni soft touch? Io credo che la nostra generazione forse qualcosa possa reggere. Quello che non vedo adatto a recepire delle situazioni strane sono quelli più giovani di noi, ma mi riferisco più che altro a quelli che hanno meno di 20 anni, perché è come se adesso ti vivessi in un mondo molto artificiale. Si passa dal gioco alla realtà, ma non c'è soluzione di continuità. Quindi io vedo molti giovani, ma si sa, che non riescono immediatamente a distinguere i due aspetti. Poi magari quando crescono, per fortuna, nelle esperienze che vivono riescono anche a rendersi conto, però ho visto che c'è molta più facilità nel perdersi in questa distinzione. Quindi diciamo che anche una verità nuda, cruda e difficile da digerire sarebbe interpretato come un gioco, poi dipende come un gioco, però poi inevitabilmente potrebbe lasciare spiazzato chi la recepisce, perché non ha probabilmente nemmeno gli strumenti per saperla gestire. Certo, Poi, sì, quindi, manca cioè, potrebbe una avere delle crescita. reazioni che non, diciamo, 30 anni fa non sarebbero state auspicabili, inattese in quel caso. Certo, è così, c'è una, come dire, proprio una mancanza anche di conoscenza verso alcuni aspetti del passato che ci portano chiaramente a rispondere a queste verità in una maniera completamente diversa. Allora, leggerei l'ultima domanda, quella di Valentina Troito, poi le altre, se avrai modo e tempo, le risponderai sul link. Se Girolamo Veneri potesse parlare direttamente al pubblico dell'incontro, cosa direbbe sul modo in cui trattiamo la memoria collettiva nel 2025? Bella tosta sta Si domanda. ingazzerebbe un sacco. Credo che si ingazzerebbe un sacco perché in alcune fasi del romanzo si esprime su alcune cose, dalla politica, e insomma non è mai molto dolce in questo. Quindi ma credo che valga per tutti quanti. Chi ha vissuto delle brutte esperienze, se fosse ancora vivo, perché purtroppo molti non ci sono più, rimarrebbero quantomeno profondamente delusi da quello che è la perdita della memoria, perché credo che questo sia il destino di queste fatti qua, e magari anche perché ho visto che insomma fatti che sono successi forse qualche anno fa sono già ampiamente dimenticati, quindi figuriamoci qualcosa che risale È accaduto. adesso a tanti anni fa, a più di 60 anni fa, cioè, siamo arrivati al punto di non ritorno, quindi forse noi diciamo, siamo gli ultimi che riusciamo a portarla avanti, forse i libri che possiamo scrivere o leggere ci aiuteranno a mantenere questa memoria, però oltre questo non vedo molta speranza.
Hai ragione, però io mi sento di doverti ringraziare per aver pensato bene attraverso questa storia di riportare sotto i riflettori quello che effettivamente i nostri nonni, o comunque i nostri antenati hanno vissuto durante un periodo così forte, perché poi purtroppo nel mondo le guerre continuano ad esserci, sembrano così lontane, ma in realtà non lo sono. Siamo tutti esseri umani, quindi tutti molto vicini poi effettivamente al dolore, per quanto tendiamo a volgere lo sguardo altrove, perché la sofferenza altrui alle volte ci tocca e forse causa anche ansia, però effettivamente queste cose sono accadute, accadono, e quindi non bisogna dimenticare con una certa facilità. Quindi grazie per il lavoro che hai fatto, e soprattutto complimenti per questo romanzo, per il Grazie a premio te. che hai vinto. E quali sono ci sono già dei progetti futuri a cui stai lavorando, che comunque sono in cantiere nei tuoi pensieri? No, ci sono già dei progetti che vanno parallelamente, come dicevo prima, lavoro a un salto qui, un salto lì su dei testi, anche perché poi magari si partecipa a dei contest nazionali, si cerca qualche editore anche cercando di fare il salto di qualità, magari quindi per approdare a editori più importanti. Io stesso sono stato comunque in un'agenzia importante e quindi ho avuto modo di avere contatti con Rizzoli, con Einaudi, con altri. Ovviamente poi là sono un contesto che parliamo di un livello molto alto in cui basta un dettaglio per non arrivare al... Quindi insomma, Certo. quindi lascio accesi più fuochi, magari viene qualche storia nuova, però diciamo che devo comunque dividermi tra lavoro, Mm. famiglia, Non è facile. contesti, quindi insomma diciamo che cerchiamo di difenderci, però ovviamente ci vuole il tempo e l'ispirazione giusta in ogni caso. Allora, che dire, dove possiamo acquistare il tuo romanzo? Per chi vuole acquistarlo, voglio dire, il pubblico che ci ha seguito. Vabbè, sicuramente è distribuito sulle piattaforme più importanti, sul web, è ordinabile in tutte le librerie, spesso anche la disponibilità è a qualche giorno, quindi insomma se ci sono delle scorte, poi dipende dalle scorte che ha la casa editrice per fornire subito le copie ordinarie, ma si può raggiungere da ogni punto d'Italia. Ormai grazie anche ad internet è possibile acquistare ovunque. Diciamo che è un vantaggio della Dai, vediamo i nuova, lati positivi di della questi nuova tempi, generazione. riusciamo almeno ad arrivare ovunque. Basta Infatti, solo volerlo, è chiaro. è vero. Questo è poco ma sicuro. Vabbè, dalle domande che sono arrivate dai commenti, io credo che il tuo romanzo è risultato molto interessante, quindi sicuramente è interessante questa storia, e quindi ci sarà sicuramente un'evoluzione. Noi ti Ma guarda, ringraziamo lo per spero. per essere stato qui con noi, Grazie attendiamo a i tuoi voi, progetti futuri da poter condividere insieme, ma io lo e, spero vivamente. e ancora grazie Enzo, e Grazie a voi, complimenti. grazie, un saluto a tutti. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito e che sono sempre così calorosi. Ringrazio Donato per la regia, e ci vediamo presto su Officina Mediterranea. Buona serata. Buona serata.